Buonasera e ben ritrovati con La Finestra. È sabato, speriamo che il meteo tenga. Qui per il momento sembra che insomma, la pioggia non ci sia, poi vedremo insomma. Di cosa andiamo a parlare oggi? Banche sono solide o sono scatole cinesi? Beh, a guardare quello che è successo negli ultimi tempi mi sembra una domanda più che importante. Violazioni, connivenze, omertà, sottotraccia, servilismo e quant'altro. Allora, quando ho preparato questa puntata ho detto a che cosa assomiglia? Al mistero buffo di Dario Fo? No, potrebbe assomigliare alle verità nascoste del premio Oscar dove c'è anche Harrison Ford. No, poi mi è venuto in mente, spero che a tutti voi insomma vi faccia venire un sorriso, Crozza quando fa quel Tim Cook e dice tutta e va avanti. Insomma, a me ha ricordato questo. Vabbè, a parte questa battuta, cominciamo a presentarvi gli ospiti di questa sera. Comincio dal professor Giampiero Dalla Zuanna, senatore del Partito Democratico. Benvenuto. Grazie. Il piacere di ospitare in studio con noi Walter Rigobon, presidente di Consum Veneto. Benvenuto. Era da un po' che non lo vedevo, adesso è presidente. Complimenti. Il piacere di ospitare in studio con noi Alessio Morosini, Indipendenza Veneta. Buonasera. Ne ha tante da fare, da lavorare fino a ottobre, lei? Settembre anzi, ci fermiamo prima. Ma la mia agenda molto ricca. Qua con questi referendum. Il piacere di ospitare in studio una donna, le rarità. Katy Mandurino, giornalista del Sole 24 Ore, saprà tutto lei perché insomma scrive su un giornale importante. E il piacere, il piacere di ospitare in studio con noi Nicola Rossi, presidente di Confesercenti Padova. Grazie presidente, in modo particolare per essere venuto questa sera. Allora, governo Renzi, Dalla Zuanna, subito parole. Governo Renzi, 7 decreti per aiutare le banche. Allora, siamo in una regione dove le banche hanno fatto parlare parecchio la cronaca e c'è un paese, anzi una provincia, 110.000 soci che sono arrabbiati, usiamo questo termine. Dalla Zuanna, allora, 7 decreti per aiutare le banche. C'è un avvicinamento del governo Renzi verso le banche? Certamente il governo, anche dietro la spinta di alcune azioni che ci vengono chieste anche dall'Unione Europea, il governo ha fatto tutta una serie di azioni legislative per far sì che le banche mostrassero ciò che erano effettivamente e non, come ci siamo accorti anche nel caso del Veneto, che potessero continuare a far finta di andare bene quando in realtà non andavano bene. Questo è stato il significato in particolare del provvedimento che abbiamo fatto sulle banche popolari e anche in parte il provvedimento che è stato fatto sulle banche di credito cooperativo. Diciamo che questi provvedimenti hanno avuto il pregio, secondo me, di appunto mettere in sicurezza alcuni e di dare una certezza effettiva insomma, a un sistema bancario. Tenete conto che tante delle cose che sono successe qua in Veneto, in particolare sulle due banche popolari, no? La Banca di Vicenza e la Banca di Treviso, la causa vera che sta alla radice di tutto è una possibilità di un sistema di governance, come si dice adesso, ossia chi decide gli amministratori, chi decide la politica della banca, assolutamente opaco, dove dietro una finta democrazia, no, del tipo del voto capitario, ossia di chi aveva anche un'azione sola poteva votare, in realtà ci siamo accorti che erano un board, un gruppo molto ristretto che decideva tutto. Ma mi pare che ci abbiano rimesso le penne anche, se vogliamo chiamarli, quelli che dovrebbero essere stati in teoria i vertici conoscenti e sapienti della questione. Poi bisogna anche capire quelli che stanno zitti, che ci hanno rimesso 80 milioni di euro come li avevano fatti. Insomma, diciamoci la verità, non occorre andare in Svizzera per fare un po' di riciclaggio, mi scusi. Sì, ma quando ci sono persone che hanno decine di milioni di euro, se ne rimettono 5, per loro non è un granché, ma chi tutti i risparmi li ha messi lì, rimetterli tutti è una vera tragedia, insomma, e questo è successo. Ma perché non dice il risparmiatore, penso alla signora, anche perché poi c'è stata oggi la dichiarazione, in questi giorni c'è stata la dichiarazione che la maggior parte delle persone che ci hanno rimesso le penne sono famiglie, quindi non sono grandi industriali, a parte uno, e qui è come il mistero delle Torri Gemelle di Renzo Rosso, che sembra sia uscito prima o che fosse stato informato della situazione, poi qua è tutto da chiarire. Allora, questa povera gente, allora, i prospetti erano difficili
difficili da comprendere, la fregatura c'era, ce l'ha detto anche la Commissione europea parlando un po' della situazione bancaria italiana. Allora, caro Adiconsum, quanto avete voi da lavorare in questo periodo? Nessuno lo sa, poi vi porterete avanti fino a giugno, giusto? Perché poi vi aspettate altre riunioni, altre situazioni e vedere poi come si risolvono, evolvono le situazioni bancarie. Allora, voi avete tanto da lavorare e mi hanno detto che l'hanno vista anche alla riunione che c'è stata della Popolare di Vicenza, giusto? Sì, beh, noi sono 2 anni e mezzo che ci occupiamo di questo tipo di problema. Per la verità noi abbiamo seguito tutti i crack dalla Lehman Brothers, Giacomelli, Cirio, Parmalat, Argentina. Quindi è stata un po', come dire, una ripresa in negativo a vedere un malato grave su cui tutti, come dire, dicono la loro per tentare di uscirne, ma la verità è che il nostro sistema bancario, così come quello europeo, è un sistema fondamentalmente poco utile al paese. Le banche hanno smesso di fare le banche da mo'. Anche la posta ha smesso di fare la posta da mo'. Sì. Tu vai in posta a pagare un bollettino prima quello davanti a te che c'è il è mondo. più grave, fanno un altro mestiere, insomma, no? A me piace ricordare cosa erano le banche quando sono nate e facevano un altro mestiere. Allora, fanno un altro mestiere, Certo. ma mi viene in mente il gatto e la volpe, cioè l'albero degli zecchini, cioè cosa stanno facendo allora queste banche? Cosa ti vogliono raccontare? Perché è un racconto. Beh, se le banche facessero quelle per le quali sono nate, e cioè prendono i soldi da chi glieli dà e li distribuiscono a chi ne ha bisogno e lucrano giustamente su questo tipo di transazione, sarebbe ancora una cosa buona. Non fanno più questo, vendono pezzi di carta, il più delle volte marci, dove i consumatori, i cittadini capiscono poco, quelli che risparmiano, quelli che diceva il professor Della Suanna. Non c'è ombra di dubbio che è un sistema che ormai deve essere rifondato. Gli interventi che sono stati fatti dal governo, ma chi restituisce i soldi ai 120.000 risparmiatori della Popolare e agli 80.000 risparmiatori di Veneto Banca? C'è una situazione per la quale non è pensabile che come dire, l'ultima ruota del carro paghi per tutti. Perché è vero che gli amministratori che sono stati fatti fuori sono pure indagati, ma alla fine quelli hanno di che vivere anche bene. Un po' meno bene è il 90enne che ha acquistato, come dire, le azioni di Veneto Banca 3 giorni prima che intervenisse la Banca d'Italia e che questo non ha di che vivere in questo momento, perché l'affitto glielo paga il comune al quale si è rivolto per tentare di sopravvivere. Quante ce ne sono di situazioni come queste, Rigobon? Guardi, noi abbiamo avvicinato qualche migliaia di persone, no? quindi su queste poi, se avete tempo e voglia, vi racconteremo che cosa stiamo facendo, ma sono tutti casi di risparmiatori veri. Non solo, pensione, ma dove TFR, il lavoro di una vita. Sì, ma quello che è più grave è che chiedevano magari un mutuo, persone che lavorano in 2 in famiglia e vogliono acquistarsi una casa, sono andati in banca a chiedere un mutuo, dicono il mutuo te lo diamo in 10 giorni, quanto vuoi, la totalità del valore del mutuo, però peccato che mi devi, anzi diventi socio, mi compri 10.000 euro di azioni e così siamo tutti felici e contenti e tu conti in questa banca perché sei tu il soggetto principale del nostro tu conti, desiderio. Forse volevano dirlo alla fine, perché sì. tu conti alla fine. Morosina, allora, quello che ci ha descritto Rigobon è l'operazione baciata, che non ha nulla di romantico. Fosse in un altro contesto uno direbbe che c'è del marcio in Danimarca, nel senso che alla fine è chiaro, era un meccanismo quasi di forza, da un punto di vista anche legale forse c'era un confine abbastanza sfrangiato tra legalità e illegalità, cioè io vado a chiedere dei soldi e mi obbligano per avere dei soldi a comprare qualcosa di farlocco. Guardi,
Lei mi trascina immediatamente La voglio far arrabbiare subito, nel cuore capisce? dell'argomento. Io vorrei che ci spostassimo dagli effetti alla causa. Io credo che questi effetti che si sono determinati abbiano delle cause apparentemente tecniche ma soprattutto politiche, perché io partirei dalla Costituzione della Repubblica Italiana, che sento poco mia soprattutto perché è quotidianamente violata da chi dovrebbe garantirne l'attuazione e il rispetto. La Costituzione italiana all'articolo 47 regola sia la raccolta sia il risparmio, che dice la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio, e poi dice che disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito, che è l'attività bancaria, no? Infatti le banche si chiamano anche istituti di credito, perché di credito, da credere, dalla parola credere, quindi dalla loro attendibilità. E l'attendibilità e la garanzia quindi della banca evidentemente viene data anche se i soggetti che sono deputati al controllo dell'attività, quindi alla disciplina, al controllo e al coordinamento dell'attività, fanno il loro dovere. Quindi andiamo subito al cuore del problema. Il cuore è politico, non è solo tecnico, non è solo i reati che hanno commesso e sono gravissimi e andranno puniti per questo amministratori, sindaci e quant'altro delle banche. Era una sorta di strozzinaggio. Ma diciamoci la peggio verità. anche, ma a me interessa relativamente, perché ci perdiamo dalla valutazione corretta del problema che abbiamo di fronte, gravissimo. È in primis una questione politica, ovvero mancato esercizio del controllo, che spetta a soggetti ben precisi. Al vertice di questi ci sono Banca d'Italia, che ha una responsabilità straordinaria perché può intervenire, o meglio, poteva intervenire in qualsiasi momento nella sua attività specifica e non lo ha fatto. Tra l'altro, io devo dirlo perché merito all'impegno, gli amici di 5 Stelle, mi pare proprio nella giornata di mercoledì, hanno fatto al Parlamento europeo una conferenza stampa, tra l'altro nella massima espressione dei loro vertici, per denunciare prove concrete, tra l'altro, di inadeguatezza e di mancato intervento, quindi di mancato controllo da parte della Banca d'Italia. Una inettitudine non casuale, una responsabilità. Non sarà che la Banca d'Italia ci saranno delle persone messe lì a piacimento di Io non dico questo, no, non sono così. No, glielo chiedo. No. Io non amo essere portato così a generalizzare. Io dico che, per esempio, gli amici 5 Stelle che hanno denunciato questo fatto e che noi di Indipendenza Veneta abbiamo rilanciato perché era un fatto documentato, dimostra che la Banca d'Italia è rimasta assente a fronte di segnalazioni gravi, di violazioni clamorose che potevano essere immediatamente represse. Quindi c'è un responsabile, è un responsabile della Banca d'Italia, e poi vedremo, se mi consente, anche il governo che con la sua azione, con la passiva azione di attuazione di quelle che sono le discipline del BCE, ha dato di fatto lo stacco a una realtà che è stata governata malissimo. Adesso noi andiamo in pubblicità e poi torniamo sull'argomento. Volevamo farvi riposare sabato sera sul divano, invece no, vi stiamo facendo inviperire, ma su, dai, coraggio, perché poi insomma questi ci daranno un'indicazione su che cosa sarà possibile fare, ma speriamo. A dopo. Eccoci qui nuovamente con La Finestra. Sabato sera siete lì sulla poltrona, lo so, stiamo parlando di banche, però cerchiamo anche di fare informazione. Allora abbiamo qui la giornalista del Sole 24 Ore, Katy Mandurino, che cercherà insomma di raccontarci come anche dal suo punto di vista sta evolvendo questa situazione, che poi sta seguendo, perché purtroppo è, come si dice in gergo tecnico, è sul pezzo. È chiaro che una persona di una certa età fa fatica a capire magari anche la distinzione tra obbligazione, azione, perché non ne è mai fregato niente, Euribor, operazione baciata. Insomma, questa comunicazione finanziaria anche dal tuo punto di vista delle banche era chiara, oppure era così, come sempre il bugiardino delle medicine, no? Anche quando scorre sulla televisione? Era assolutamente non chiara, questo è un fatto che stanno attestando anche chi sta indagando in procura. Quello che
è successo era effettivamente nascosto tra le righe, si usa dire. Il problema vero è che c'è un rapporto di fiducia tra il risparmiatore, tra il cliente della banca e il direttore della banca, della filiale, il funzionario della banca, l'amico, eccetera. Queste banche, le banche popolari in particolare, ma poi anche le casse di risparmio, le BCC, eccetera, hanno sempre avuto su questo territorio in particolare, fatto di piccole e medie imprese e di risparmiatori e di artigiani, un rapporto molto fiduciario tra appunto i funzionari di banca e le persone, e questo è stato diciamo così un bene per tanti versi e un male per altri, perché in questo modo... Cioè, vado dal mio amico, mi fido, è il conto del nonno, della nonna, da qua, da sempre, dalla cassa P8 ad oggi, cioè voglio dire, e quindi... Chi ha acquistato azioni finanziate, cioè chi ha accettato la frase del funzionario di banca che ha detto tu mi chiedi un fido di 30.000 euro ma io te ne do 60 e con gli altri 30.000 acquisti le azioni della banca, ecco, chi ha accettato, chi ha detto di sì, l'ha detto per dei motivi di fiducia. Ma poteva dire di no, secondo te? Probabilmente non poteva nemmeno dire di no, perché sui prospetti bancari c'erano alcune diciamo così, diciture, alcune firme che aveva portato magari mesi prima per altre situazioni, per altre pratiche eccetera, che impedivano di fatto... Non sapeva cosa stava firmando. Certo, non sapeva. Io credo fermamente nella, come dire... talvolta non c'è stata nemmeno la firma, assolutamente. Credo in questo rapporto di fiducia che purtroppo ha causato tanti danni. Io volevo, se posso, riallacciarmi a quello che è stato detto prima, perché è verissimo che la Banca d'Italia non ha attuato i controlli che doveva attuare. È anche vero però, e che è colpevole, che è molto colpevole in questo senso, è anche vero però che è dal 2012 che la Banca d'Italia dice alle banche del nostro territorio in particolare, ma anche alle altre, mi riferisco a Etruria, Marche, eccetera, eccetera, Ferrara e compagnia. È dal 2012-2011 che dice attenzione, ci sono dei nuovi regolamenti europei, ci sono delle norme stringenti, entreranno in vigore dei controlli da parte della Banca Centrale Europea, dovete patrimonializzarvi, dovete verificare i vostri conti, i vostri bilanci non sono corretti, ci sono delle scorrettezze. Ora, in che cosa è stata colpevole? Non nel non aver fatto dei controlli o comunque aver fatto dei controlli limitati, ma non aver poi proceduto su tutta una serie di sanzioni o di diciamo così, procedimenti nei confronti di queste banche in modo tale da metterli alle strette. Secondo te aveva i mezzi? In alcuni casi sì, in altri no. Sicuramente, in alcuni casi sì, in altri no. Perché dopo dice ma ce li avrà avuti i mezzi. Comunque la cosa interessante è che c'è voluta la BCE che è insomma andata a scoperchiare questa pentola, ma dopo un bel po' di tempo, no? Ma questo per dire che c'è una fortissima colpa anche da parte di queste popolari, cioè non addossiamo ecco, tutta la colpa alla esattamente, perché chi ha fatto come dire agio taggio è stata la dirigenza della Popolare di Vicenza, e su questo stanno indagando, o falso in bilancio, esatto, e su questo sta indagando la procura, per cui come dire Presidente. esatto, esattamente, per cui non diciamo limitiamo le colpe ad una sola parte. Qui si è trattato di un sistema che veniva alimentato negli anni e che era frutto di una gestione estremamente personalistica, mai sottoposta a controlli, La Popolare di Vicenza dice che entrambe le nostre banche, assolutamente, in cui un'azione veniva portata ad un valore nettamente superiore, 62,5 per quanto riguarda la Popolare di Vicenza. Cioè, allora il dato è 62, certo. Quando tu andavi a chiedere questi 30.000 ti dicevano te ne do 60.000, ne hai 30.000 di azioni, 62 euro era l'azione, siamo a 10 centesimi, cioè vi rendete conto? Esatto, ma il 62,5 era il valore dell'azione negli stessi anni in cui il valore medio delle azioni delle altre banche popolari italiane, lasciamo perdere quelle quotate che erano controllate dal mercato per cui avevano un controllo molto più stringente, ma anche le altre popolari italiane non quotate avevano un valore attorno ai 15
15, 18, 20 Super euro. pompata. Quindi, come dire, ci sono tutta una serie di passaggi che non sono recenti, risalgono a 10-15 anni fa, che sono stati peraltro validati anche da avvocati, da revisori dei conti, assolutamente altro uno grandissimo pensa i sindaci, i revisori dei conti, ci sarà stato qualcuno. Soprattutto perché quelle, chiedo scusa, sono anche soggetti a mio avviso aggredibili in via giudiziaria, perché che si muovono con garanzie fideiussorie e assicurative, altrimenti non avrebbero potuto svolgere il loro ruolo e la loro attività di certificazione, e quindi Banca d'Italia e società di certificazione dovrebbero essere portati in giudizio perché rispondano dei danni che sono stati arrecati. E ci mancherebbe. Tutte le situazioni attraverso le quali un azionista trombato, scusatemi il termine, se qualcuno può dire sfigati, io posso dire questo termine, forse di sabato sera sì, può rivalersi e in qualche modo pensare di poter avere qualcosa indietro. Ma io credo che l'azione restitutoria, l'avevo già prospettata all'Assemblea di Popolare Vicenza, sia un obbligo oltre che una possibilità, nel senso che adesso che la banca praticamente è stata respinta anche dalla borsa proprio perché non ha i presupposti per poter entrare, per presentarsi in borsa, io credo che ci siano tutti gli elementi sia sul piano penale, e qua la Procura di Vicenza ha una responsabilità enorme perché ha già denunciato di non avere i mezzi, soprattutto il numero di magistrati sufficienti per condurre le indagini, sia sul piano civilistico perché evidentemente Banca d'Italia e società di certificazioni vanno messe di fronte alle loro responsabilità. Questo bisogna dire, è un problema politico e giudiziario. Bisogna questo problema politico, perché dopo mi deve dire chi ha questo problema politico, perché lei ce l'ha la figura dentro la sua testa del problema politico. Allora, Nicola Rossi, lo spiego dopo? No, me lo spiega dopo perché il meglio ce lo teniamo alla fine, facciamo suspense per il telespettatore, dice ma voglio sapere chi è. Nicola Rossi, lei rappresenta gente che lavora, gente che come dicono in Veneto ha insomma il soldo e lo mette da parte, non sotto il materasso, forse era tanto meglio, ma lo ha affidato all'amico, perché è l'amico che conosci, gli hai portato anche l'uovo di Pasqua perché ormai lo conosci da anni, e il pandoro, il panettone, lo spumante, questo e quello. Cioè è chiaro, una illegalità e una cosa importante, un concetto che in Italia si fa davvero fatica a portare avanti, la trasparenza e l'onore. Allora, che gli imprenditori abbiano ancora soldi da investire in risparmio, ho i miei dubbi. Comunque, a parte le battute, no, io credo che il ruolo delle banche purtroppo è stato snaturato negli ultimi anni, questa è la verità, lo dico da quando sono presidente. E quindi da tanto tempo, siamo la battuta, perché ci conosciamo da abbastanza, direi abbastanza. Da più di 10 anni. Sì, forse in epoche non sospette dicevo, ma mi sembra che ognuno deve fare il suo lavoro, le banche devono fare le banche, cosa vuol dire? Raccogliere investimento e dare finanziamenti. Col giusto guadagno, come è giusto che sia, nulla da eccepire, dare interessi e ricevere interessi prestando, giusto. No, le banche fanno un altro lavoro, questo è il vero nodo. Le banche, ci siamo dimenticati cosa è successo in America, la bolla dei subprime dei Lehman Brothers. Dei Lehman Brothers. Cioè, come nasce poi la questione immobiliare che viene trasferita su dei fondi, delle obbligazioni, dei bond spazzatura, per scaricare il rischio dei Cioè il rischio default delle varie situazioni, il rischio di tutti i finanziamenti fatti per gli immobili. Sopravvalutazione, c'era gente che gli davano anche 300-400 mila dollari a fronte di persone che non avevano un lavoro a fast food. Il boom immobiliare americano parte da 100 per arrivare poi a una cifra indefinita. È chiaro che era una bolla talmente ampia, cioè la crescita e il guadagno azionario si basava tutto sul fatto di comprare e vendere casse, con un guadagno in ogni passaggio. A un certo punto il sistema è saltato, chiaramente. Abbiamo pagato questo perché poi i derivati convergono dove? Vanno a finire in tasca, in mano al risparmiatore minore, se vogliamo, e lì è la fregatura. Bene, le banche stanno facendo questo lavoro, cioè si occupano di
un tema che non è il loro tema. Le poste, altro problema le poste l'ho che... detto prima, no? Cioè tu vai in posta a fare il bollettino, no, perché ti offrono il bancomat, ti offrono esatto, questo, ti offrono quello. Ti offrono tutto. E il telefono. Fanno tutto tranne che fare recapito postale, tranne che fare risparmio postale, che è stato uno dei, come dire, pilastri. Le banche, io ricordo con nostalgia l'Antoniana, ricordo con nostalgia la Cassa di Risparmio. Se oggi a Padova abbiamo 120.000 imprese in Camera di Commercio, se nel Veneto abbiamo 550.000 imprese, se il 95% di queste imprese hanno meno di 3 addetti, vuol dire che c'è un'imprenditoria diffusa. E molta parte di questa imprenditoria diffusa, nata intorno agli anni 70, è stata aiutata dalle banche. È nata perché? Perché c'erano 2 grandi banche popolari che in qualche modo sono intervenute e hanno consentito la nascita di una microimpresa diffusa sul territorio. Cosa che state facendo voi adesso come associazioni di varie categorie, diciamo c'è chi fa il confido, chi fa questo, chi fa quello, cioè vi dovete arrangiare, perché se voi andate a chiedere qualcosa alla banca, la banca vi dice vabbè quanto volete, e sì ma cosa mi date? La casa, il capannone, cioè allora sembra quel film, no? Noi abbiamo fatto un aggregato dei nostri confidi, delle fusioni, oggi siamo credo il primo confidi per erogazione a livello nazionale, 4 miliardi e mezzo di erogazione di garanzie. Questo ci consente di dare delle risposte ai nostri associati. Insomma, la gente deve tirarsi sulle maniche, come quando succede il terremoto, altre cose, ma non stiamo tanto ad aspettare, bisogna un po' arrangiarsi e quindi le varie categorie si arrangiano, perché, ripeto, vai in banca, cosa chiedi, cosa mi dai? E allora, dopo la pubblicità. I nostri confidi sono 107 vigilati, Banca Italia. E trasparenti. A dopo. Eccoci qui con la finestra. Nicola Rossi ci ha raccontato che chi fa da sé fa per tre, è chiaro, perché si devono arrangiare. Le banche credono o non credono nei suoi associati quando vanno a chiedere un soldo? Un franchetto, mi piace ricordarlo. Primo trimestre 2016, contrazione del 5% delle erogazioni bancarie. Bene, fantastico. A favore delle imprese. Questi sono poi alla fine i dati. No, è difficile la situazione. Io non vorrei ricordare per l'ennesima volta che quando la BCE ha dato una certa valanga di soldi, sono stati poi utilizzati per comprare buoni del tesoro, anziché darle alle imprese. Cioè, la situazione è difficile, forse le banche... Cosa che non è successo in Germania, cosa che non è successo, ricordiamolo, esatto. Perché poi dipende anche da chi ci governa, perché al di là di tutto governare significa timonare, dal latino timonare la nave. Allora chi sta governando questa nave, caro Dalla Zuanna, siete voi. Poi non so Morosini con chi ce l'abbia con questo soggetto della politica. Allora, però volevo dire Dalla Zuanna, sto con tutti e con nessuno. Dalla Zuanna, il governo poteva saperlo, e poi tutta la questione di Banca Etruria, Papa Boschi, di polemica ce n'è stata tanta, c'entra, non c'entra, però all'interno di quella banca, partecipate alle riunioni, doveva sapere, e poi in questi giorni abbiamo visto, no, la Guardia di Finanza di Arezzo ha trovato addirittura il documento in cui il dipendente o comunque la persona preposta a offrire questo meccanismo sapeva, e il dipendente era in maniera coercitiva obbligato a far ciò, altrimenti perdeva anche il posto di lavoro. Ma che banca è? Un po' quello che ho detto prima, cioè noi abbiamo mantenuto in questi anni un sistema bancario che, come è stato detto prima, andava bene negli anni 60, negli anni 70, cioè quando c'era molta più liquidità in giro, quando il sistema era molto meno globalizzato, quando insomma, le cose erano molto più, si potevano giocare molto di più sul giardino di casa. Adesso questo non è più possibile. La vicenda di Banca Etruria ha mostrato, appunto, a parte il fatto che il Papa Boschi è stato stangato alla grande, nel senso che ha dovuto pagare multe salate e adesso è anche, come si dice adesso, attenzionato dalla magistratura, eccetera. Cioè, il problema è che non è più possibile al giorno d'oggi avere le banche che c'erano 20-30 anni fa. Ora le banche devono essere più grandi, ne abbiamo troppe e sono troppo piccole ancora. Il problema si perde, si creano no, guardi, il problema grosso che c'è stato con le banche. Allora, intanto
queste banche erano abituate specialmente a fare raccolta e poi per quanto riguarda l'impiego si affidavano per lo più alle banche grandi. Quando hanno cominciato, cioè, anche con la raccolta del sangue, anche, no, la raccolta dei soldi, anche quando hanno cominciato a il problema loro grosso è che adesso loro hanno cominciato appunto a dare molto credito e adesso si trovano con un sacco di crediti incagliati. Il problema grosso del sistema bancario italiano sono i crediti incagliati di fondo, cioè i crediti che non riescono a trovare il modo forse di... era anche il cittadino che dava troppo credito alle banche. No, erano, voglio dire, cioè noi non possiamo... Io mi fido della mia banca, perché certo, lo conosco da però noi non, perché al di là, guardate, al di là dei comportamenti di tipo criminale... Ma si rende conto che se io fossi andata in banca, fossi appunto andata in Banca Etruria e mi fossi fidato perché lo conosco da nonno, da mamma, ma al di là, questo mi sta al di là facendo però, un regalo importante. Certo. Allora, al di là di questi comportamenti criminali che andranno perseguiti e che andranno puniti, c'erano comportamenti anche delle banche perfettamente leciti, davano crediti eccetera, che però quando questi crediti non possono essere esigiti o la banca è sufficientemente grande, sufficientemente robusta, sufficientemente capitalizzata, ha una governance sufficientemente chiara per cui può venire incontro a problemi, perché una banca in realtà è un'impresa come tutte le altre, e questo abbiamo fatto con questi provvedimenti di legge. Abbiamo trasformato il sistema delle banche popolari, quelle grandi, diciamo, in un sistema basato sulle vere azioni e non su un gruppo di amici che si mette d'accordo, perché questo è stato il vero problema della banca di Treviso e della banca di Vicenza. Ecco, questa cosa doveva essere chiusa, è stata chiusa. Cioè, è chiaro che il cittadino che ha a casa sul divano dice sì, ma voglio dire, mi metto alla sua parte e dice sono qua tranquillo, però io penso connivenza, lobby, la politica, diciamo la verità. Sistema bancario, guardi, il sistema, delle logge massoniche dietro tutti questi movimenti. Io non so cosa diavolo ci sia dietro, io so che davanti a me io ho una senatrice di Ferrara, la quale mi raccontava come la banca di Ferrara è una di quelle come la banca Etruria, no? che è fallita, perché diceva proprio che gli imprenditori dicevano cercavano il più possibile di tenere fuori i politici dal board, perché dicevano noi siamo capaci, noi siamo gli imprenditori. Questo fallimento del sistema bancario che c'è stato a livello locale, in Toscana piuttosto che in Veneto, è un fallimento della classe politica locale. Un fallimento della classe politica locale. Ma la classe politica locale ha comunque... Scusi, no, ho sbagliato, ho usato il termine sbagliato, della classe imprenditoriale locale, degli imprenditori, che noi avevamo teorizzato che gli imprenditori, i grandi imprenditori veneti, toscani avrebbero salvato la Toscana, il Veneto, eccetera, e si è visto che anche loro hanno bisogno di regole precise, perché sennò altrimenti cosa hanno fatto? Hanno messo nei guai centinaia di migliaia di piccoli risparmiatori che si sono fidati di loro, hanno fatto la cosa peggiore che si può fare per una banca o anche nei rapporti personali, hanno tradito la fiducia delle persone. E in tutto questo, comunque come diceva prima Katy Mandurino, è mancato un controllo importante, centrale, diceva anche Morosini. La Banca d'Italia. Dov'era la Banca d'Italia? Dov'era la politica? Guardi, per quanto ne so io, adesso vediamo la magistratura cosa dirà, per quanto ne so io, ci tocca aspettare la Banca d'Italia 5 anni, ha poi fatto, gente qua i soldi non la Banca d'Italia ha fatto i controlli che doveva fare. Però dopo... Però dopo, adesso per esempio la Banca d'Italia proprio questa settimana ha liquidato la Cassa di Credito Cooperativo di Montagnana, perché ha valutato che quella non era più in grado di, quindi in pratica l'ha messa all'interno del sistema di protezione delle casse di credito cooperativo, e questo permetterà a quei risparmiatori di salvare i loro risparmi e le persone che hanno investito anche in obbligazioni di quella banca di salvare i loro risparmi. Vabbè, immagino tutta gente con più di 100.000 euro, figurati. Rigobò, appunto, anche poveracci, sai di tutto. Rigobò è come si dice in Toscana a proposito a babbo morto, perché adesso la magistratura può fare tutto ciò che vuole, ci sono tutte le situazioni aperte a livello legale, però c'è gente che non c'ha i soldi. Il punto è sempre questo. Io insomma, ho qualche perplessità su tutti i ragionamenti che ho sentito, no? Perché poi noi siamo sempre pronti a dire la colpa è sicuramente della Banca d'Italia, la colpa è della Consob, la colpa è degli imprenditori. La colpa è addirittura dei dipendenti che hanno venduto, perché noi abbiamo dovuto fare delle battaglie forsennate per tutelare i dipendenti delle banche